Il fuoco ha divorato più di 150 quintali di legna. Paura nel pomeriggio di oggi a Bressanvido in via San Benedetto. Le fiamme hanno divorato la legnaia della famiglia Matteazzi. A dare l'allarme è stato un passante. Immediata la chiamata al 115 con 2 squadre dei vigili del fuoco di Bassano giunte sul posto. In aiuto sono arrivati anche alcuni contadini che hanno riempito d'acqua una botte che poi hanno gettato sul rogo. L'immediato intervento dei vigili del fuoco e degli agricoltori della zona ha evitato che le fiamme si propagassero anche alle altre cataste di legna che si trovavano proprio a ridosso di quelle andate a fuoco. Oltre al materiale è andata distrutta anche la baracca. Le cause del rogo sono in corso di accertamento.